Oggi siamo a Strassoldo e vogliamo farvi vedere questo bellissimo casolare. L'immobile è situato all'interno di un'enorme proprietà che fa parte della proprietà dei Conti Strassoldo. Si tratta di un vecchio fienile completamente ristrutturato sia a livello impiantistico che a livello architettonico. Come vedete lo stile interno è molto rustico, però è perfetto per questa tipologia di casa. Le finestre da questo lato della casa affacciano su dei terreni agricoli non costruibili. Le camere da letto sono davvero fantastiche perché abbiamo altezze molto importanti e questo stile rustico che riprende anche la pietra a vista originale della casa è davvero meraviglioso. Al piano terra troviamo anche un bagno molto grande. La proprietà esternamente si completa di un giardino molto ampio, recintato completamente, che crea una buona indipendenza. L'aspetto, secondo me, veramente originale e bellissimo della casa è che tutta la zona che era adibita ad areazione del fienile è stata completamente isolata con questi infissi che permettono comunque una bellissima visibilità e luce. Come dicevo, al piano superiore abbiamo 2 camere e 2 bagni, un bagno per ogni camera. Sono ambienti molto grandi. Questa è la prima camera, abbiamo un'esposizione ottima con il suo bagno. Questa è una camera davvero eccezionale, con doppio lato finestrato, esposizione verso sud, una vera chicca. Questa camera ha un bagno privato che troveremo da questo lato. Nel caso il cliente sia interessato, la casa viene venduta così come la vedete, completamente ammobiliata. Il lotto completo, casa più corte, è di circa 1300 metri quadrati, con possibilità eventualmente di acquistare ancora un pezzettino di giardino. Siamo a pochi minuti dal casello autostradale di Palmanova e a circa 20 minuti dall'aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Come vedete da questa parte abbiamo campi agricoli confinanti, quindi anche questa casa gode veramente di un'ottima privacy. Anche questa casa, come tutte le nostre proprietà, è stato realizzato un bellissimo tour virtuale, quindi cliccando sul link che trovate qua sotto potrete tranquillamente visitarla online.